colleghi vicentini. Il manto stradale della Valsugana è pericoloso e l'ANAS pensa ad una soluzione che sta facendo discutere. Se l'ANAS abbassa ancora i limiti di velocità, tra poco viaggeremo su muli e carretti. Prova a rispondere con una battuta il consigliere regionale Nicola Finco alla decisione dell'ANAS di abbassare a 70 km/h il limite di velocità lungo il tratto veneto della Valsugana, ritenuta strada pericolosa. Sì, è una soluzione grottesca, perché ANAS ha deciso di abbassare i limiti perché non vuole riasfaltare il manto stradale nel tratto veneto della Valsugana. Stiamo parlando di una delle arterie più importanti che ci collegano con Trento, un tratto di strada che, guarda caso, quando passiamo il confine e andiamo in Trentino sembra un manto vellutato. Finco raccoglie dunque la protesta dei sindaci della zona e la fa propria, rendendola pubblica a Roma. Ho scritto una lettera a tutti i parlamentari vicentini perché sollecitino l'ANAS ad intervenire immediatamente per mettere in sicurezza questa strada. E a Roma l'appello è già stato raccolto dalla senatrice leghista Erika Stefani, che ha predisposto un'interrogazione parlamentare. Solleciteremo il governo, ha dichiarato, affinché l'azienda si faccia immediatamente carico della messa in sicurezza del manto stradale. Il vice sindaco di Bassano Roberto Campagnolo è stato eletto ieri all'unanimità vicepresidente dell'ente